Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Serra, il talk show su social. E vabbè, inutile che ve lo presenti, tanto lo vedete a fianco a me, Davide De Marinis. Ciao Davide. Ciao Fabri, come stai? Tutto bene, riprendiamo alla grande. Ci eravamo lasciati poco più di un anno fa, in piena pandemia, in pieno lockdown, con Andrà tutto bene. E oggi ti ritroviamo dopo più di un anno con altre cose, con altri progetti, quindi un amico di Effetto Serra, un amico mio personale, quindi mi fa piacere ovviamente ospitarti ancora una volta. Piacere Davide, mio. allora, innanzitutto, poi ovviamente lo vedremo anche l'ultimo video che è Miss della Notte, che ha avuto e che sta avendo un grande successo. È nato come tormentone estivo, ma si sta proseguendo anche per tutto l'autunno e arriverà anche l'inverno. Assolutamente. Sì, Stella della Notte per me è una canzone che non ha stagione, cioè vuole essere una canzone di festa, anzi cade a fagiolo proprio per il Capodanno. Ecco, infatti, prepariamo i trenini insieme a tutti quanti, che E i fuochi finalmente siamo... d'artificio. E i fuochi d'artificio, assolutamente. Davide, come nasce Miss della Notte? Perché abbiamo detto un anno fa Andrà tutto bene, una canzone allegra, ovviamente col fine benefico, ne abbiamo parlato, però poi ci sono stati altri progetti. Io mi ricordo, abbiamo parlato anche del fatto di poter iniziare a fare spettacoli. È stata un'estate comunque sicuramente nuova, poi rispetto Meglio, a sì, quella... sì, sì. Allora, Allora, la canzone si intitola Stella della Notte, così no, ci scusami, tengo perché è una assolutamente. canzone dedicata a tutte le stelle che sono le nostre donne e che sono le stelle della notte, che praticamente ci illuminano, ci indicano la via, si fanno notare e vanno sempre, la donna va sempre amata e rispettata, in ogni caso, sempre e per sempre. Detto questo, è una canzone che ho scritto in collaborazione col mio amico Roccaro DJ, un progetto che è nato perché doveva nascere, non era in preventivo questa canzone, e infatti il video l'abbiamo fatto ai primi di settembre con la B2B Film, l'abbiamo girato a Santa Maria di Castellabate. Sai dove hanno girato il video Benvenuti al Sud? Benvenuti al sud, sì. Che è stato un grande successo al Botteghino, un film che ha fatto ridere un sacco e che girato benissimo in quella località meravigliosa, e io giravo per le strade in pigiama, Fabrizio, perché ho confessato al regista che ho sofferto di sonnambulismo e ogni tanto, ahimè, soffro ancora di sonnambulismo, soprattutto con il lockdown. Mi sono ritrovato in piedi di notte a camminare o a mettermi in mezzo al letto e a parlare. E allora l'ho raccontato e ho detto: ma sì, perché non facciamo che tu cammini per Santa Maria di Castellabate in pigiama? E infatti nel video giro in pigiama e incontri il tuo amico Mago Eldin e appaiono un sacco di donne che ballano sulla tua canzone, tutte felici e contente. E abbiamo fatto così. Davide, l'idea però, come dici tu, di far nascere una canzone estiva che continua adesso, perché tu sei un po' in qualche modo anche il re dei tormentoni, anche non volendo, perché da Troppo Bella a Stella della Notte hai comunque la capacità, e non è da tutti ovviamente, quello di inserire all'interno di una canzone un ritornello che oltre ad essere orecchiabile, anche non solo nelle note, ma anche nelle parole. E questo sicuramente facilita, agevola anche nella trasmissione della conoscenza della canzone, del brano che stai proponendo. Sì, beh, io ho sempre scritto così, cioè nel senso, forse essendo nato a Quartoggiaro, che è un quartiere di Qualche periferia qua a emigrato. Milano, io ho sempre pensato che la canzone, almeno le mie, dovessero piacerti subito al primo ascolto, perché non avendo molte possibilità, fin da Troppo Bella, quando ho scritto Troppo Bella 20 anni fa, più di 20 anni fa, avevo in mente questa cosa, che la canzone deve colpirti subito. E anche oggi, a distanza di più di 20 anni, praticamente cerco sempre di scrivere così. Quindi Stella della Notte ha questo ritornello: loca, loca, mi stella della notte, loca, loca. In piazza la prima volta già la cantano tutti. E questo che effetto ti fa poi alla fine? Anche quando la porti sul palco davanti alle persone, magari anche chi non l'ha sentita, però già al primo ascolto, io ho La visto cantano. E alcuni beh, ma tuoi video, sì, perché ha è un messaggio coinvolgente. molto. È un messaggio
non mi vergogno a dirlo, è una canzone di taglio nazional popolare, cioè che ti arriva subito nella maniera più diciamo genuina, perché a questa risposta, Mistella della notte, tutto il pubblico fa loca, loca, che non è la loca in quanto animale volatile, ma è una parola spagnola che vuol dire un po' pazza, pazzerella, insomma. Com'è stato quest'anno e mezzo post-lockdown, riprendere la prima estate, poi di nuovo chiusi, poi di nuovo variante Delta, con tutte le menate, come si dice dalle vostre parti, e poi si è arrivati, speriamo, finalmente a superarla? Guarda, è stata come per tutti quanti noi dura, anzi durissima, perché non suonare, non andare in giro, non vedere gli amici, non guadagnare, tutto non, vedi? E quando quando c'è queste parole davanti a una frase, o no o non, le cose vuol dire che non vanno tanto bene. Però ce la siamo fatta passare, insomma. L'importante è continuare a vivere col sorriso, a proporre. Io ho proposto tante canzoni, ho scritto per me, per altri artisti, per molti amici, e quindi diciamo che quest'estate già qualcosa si è mosso e io continuo a lavorare anche in quest'autunno e anche per Natale, sperando di fare un bel capodanno. Non è che c'hai qualcosa che organizzi in Sardegna, vengo a festeggiare in Sardegna, vengo a cantare in qualche piazza. Sei venuto anche in Sardegna, zona Castiata, zona Muravera, sì, Carrabu, se non ricordo male le foto parlavano chiaro. La Sardegna è nel mio cuore, la Sardegna è ma nel cuore di tutti gli italiani. La Sardegna è secondo me è la regione più bella che abbiamo in Italia. A livello paesaggistico, naturalistico non ce n'è per nessuno, però tutta l'Italia è bella. Sicuramente ci sarà qualcosa, Davide. Allora diciamo anche chi ci sta guardando, ovviamente Davide è a disposizione per le serate, per gli spettacoli, i concerti, quindi come gli artisti ovviamente fanno, girano l'Italia. Davide, dicevamo che comunque anche la visibilità è importante. Cosa ti ha, diciamo, che esperienza è stata e come, quanto ha cambiato, se lo ha fatto in positivo ovviamente, la partecipazione a tale quale show, perché poi ricordiamoci il quarto posto nella classifica finale, cioè anche quello ha dato una nuova botta di popolarità, o no? Sì, beh, guarda, adesso tra l'altro che è ripartito tale quale show, e guardare i ragazzi, gli artisti che si stanno esibendo, che si stanno impegnando tanto, mi si aprono un sacco di finestre, di emozioni meravigliose. Partecipare a tale quale, intanto, un'esperienza unica, dura, molto intensa, perché io non nasco cantautore, non nasco imitatore, nasco cantautore, anzi non nasco neanche cantautore, nasco semplicemente come persona, e nella mia crescita ho iniziato a scrivere le canzoni per esprimermi e forse sono diventato un cantautore, però imitatore mai. Quindi ho dovuto proprio imparare proprio da zero, partire, fare le basi e riuscire, e sorprendentemente sono anche riuscito a vincere qualche puntata. Ehi, già, con Vasco Rossi ho vinto. La puntata, certo. Fabrizio, di dove sei? Io sono di Zocca, tu di dove sei? Quante abbiamo fatte? Ti ricordi quei cannoni, sulla spiaggia, il fuoco. Che poi no, è stata una bella esperienza. Senti Davide, io ne approfitto, mandiamo in onda il video Stella della Notte e poi torniamo nuovamente con te, va bene? Grazie. Sogni da miss, di stella della notte, sogni da miss, di stella della notte, in questa notte blu, tra mille stelle tu, che brilli un po' di più, di stella della notte, che portamento hai, che bel sorriso fai, quanta fortuna avrai, di stella della notte, loca, loca, di stella della notte, loca, loca, di stella della notte, di stella della notte, di stella della notte, loca, loca, di stella della notte, loca, loca, di stella della notte.
stella della notte. Sotto la luna, mi stella della notte, mi stella della notte, loca, loca, mi stella della notte, loca, loca, mi stella della notte. Dimmi la verità, Ecco. quante volte l'avete girata la scena del secchio del gavettone? Ma me lo chiedono tutti. No, in realtà l'abbiamo provata tante volte, ma senza acqua, ovviamente. Ecco. E una volta più o meno stabilizzata, io ho chiesto esplicitamente di non avvisarmi quando mettevano l'acqua nel secchio, capito? Così che la scena fosse il più spontanea possibile. È ovvio che io mi aspettavo che arrivasse prima o poi la secchiata. E niente, è venuta abbastanza, credo, molto spontanea. Ecco, faccio un appello col sorriso, serio, ma col sorriso. I sonnambuli non svegliateli mai così con una secchiata d'acqua, dato che io ho sofferto e ogni tanto mi trovo a gironzolare per casa. Non riaccompagnateli a letto dolcemente, assecondateli, portateli di nuovo verso le calde coperte, ma non assecchiate, mi raccomando. Ma era congelata l'acqua? Perché è una scena... Era fredda, sì, sì, è acqua della fontanella, però no. sai, noi il video l'abbiamo girato i primi di settembre, quindi le temperature erano ancora tiepide, era caldo ancora, anche se era di notte, perché il video l'abbiamo girato di notte, però non dava i brividi, diciamo, l'acqua. La secchiata è stata quasi piacevole. Ma la scelta oggi si dice location, cioè la scelta del posto dove fare le riprese per il video, è stata una scelta casuale oppure studiata? No, studiata. È la B2B, che è questa casa di produzione cinematografica che ha prodotto il mio video, ha studiato l'idea, ha trovato la location adatta, e la mia amica Barbara e Alfonso Paoletta avevano in mente proprio di farmi camminare, dato che la canzone parla della notte. Intanto lo sentivamo come un video che doveva essere all'aperto, che non ha stagione, perché se tu ci fai caso non ti dà la sensazione, non c'è il mare, non c'è il sole. Abbiamo fatto una scelta che fosse atemporale, cioè va bene per tutte le stagioni, perché io vedi con la camicia a maniche lunghe, insomma il mago con il cilindro vestito tutto proprio impettito, bello col frac. Quindi abbiamo fatto una scelta di atemporalità, cioè non puoi identificare che stagione è, può essere l'autunno, la primavera, l'inverno, e il paese di Castellabate è stato scelto perché ha questi vicoletti particolari, questi spiazzi, queste terrazze, e dove si vede tanto cielo aperto e quel blu scuro bello della notte. Meraviglioso. Senti Davide, insieme al ritornello c'è questo appunto loca, pazzia, pazzo. Quanto c'è di pazzo in te artisticamente e quanto invece di razionale? Ma quando scrivo una canzone direi che totalmente pazzia, cioè io vado libero, quindi seguo quello che è un po' l'istinto, se vogliamo dire che l'istinto è anche pazzia, sì. Quindi quando scrivo una canzone, diciamo che non me ne frega molto di tutto il resto. Scrivo note di mattina, in mutande, mi annoto delle cose sotto la doccia appena esco, cavolo, questa frase la registro, quindi vado proprio libero. Poi dopo magari quando vai in studio inizi ad essere magari un pochettino più attento anche ai suoni, magari la parola, ripensi se quella parola va bene, magari cambi qualcosa, però il primo istinto è proprio di getto, follia tra virgolette allo stato puro.
Vedi, in questo senso mi ritrovo nelle tue parole come quelle che diceva Vasco, no? Le canzoni sono come i fiori, nascono da sole, sono come i sogni. Bisogna scriverle Sì. in fretta, perché poi Sì, quando perdi quell'ispirazione... sono d'accordissimo, anch'io. Io quando credo molto nel fatto che le canzoni più belle che ho fatto e quelle che farò stanno sempre più nascendo distinto e sono brevi. Cioè non sto giorni a lavorare su una canzone, io parlo sulla la nascita proprio dalla canzone, sto poco, cioè un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, però quando mi accorgo che su un brano sto più tempo per inquadrarla, trovare la melodia, lo sviluppo armonico e tutto, allora forse vuol dire che è una canzone che non è potenzialmente un singolo. Un po' più, ci vuole un po' più di tempo per la genesi, mentre invece quando esce di getto dici È meglio, l'idea secondo c'è, me è tu meglio. la sviluppi, Sì. però c'è, funziona. Sì. Davide, siamo in chiusura, ti chiedo, questo te l'ho fatta anche poco più di un anno fa, e a questo punto questo cassetto sta continuando a far uscire i sogni e quindi ti chiedo quali sono i prossimi sogni nel cassetto. Ma intanto i miei sogni sono quelli di continuare ad andare in giro a suonare, a fare delle belle serate live, fino a che il tempo ce lo permetterà, poi di fare un bel capodanno e in una bella piazza o ovunque comunque vorranno sentire la mia musica col mio gruppo oppure da solo in ospitata. E poi ci sono dei programmi televisivi, tante collaborazioni che stanno nascendo, dei featuring, che adesso uscirà un bel featuring che ho fatto con un giovane emergente, un ragazzo pieno di talento che ha scritto una canzone sui sogni a proposito. Sogna anche tu si intitola, e sentirai a breve, per novembre, ed è uno dei tanti lavori su cui sto impegnandomi tanto in questo periodo. E magari se vorrai avremo anche l'occasione di Assolutamente, no, io ci tengo a tornare a trovarti, anche perché ormai per me è un piacevole incontro. E poi ovviamente, Fabrizio, devo dare l'appuntamento sui miei social, e il mio social su cui io sto spingendo tantissimo, indovina qual è Instagram. Vi aspetto tutti quanti, davide.demarinis, seguitemi, scrivetemi, sono io che parlo e rispondo direttamente alle persone che hanno voglia di parlare con me, confidarsi, perché io scrivo le canzoni anche in base agli umori, alle cose che mi confidano a volte le persone, e magari mi nascono delle idee nuove, e sono contento di poter interagire direttamente con tutte le persone che vogliono parlare con me. E questo è molto importante, perché comunque siamo pieni di social media manager che rispondono a nome per conto di altri. Assolutamente, no, io non l'ho voluto, tempo fa me l'avevano proposto, però ho detto no, io vado avanti così, pochi ma buoni, e tutti quelli che vogliono parlare con me sanno che parleranno con me direttamente. Davide, allora, un abbraccio. Grazie Fabrizio, ti voglio bene. Anche io. Ci vediamo presto, speriamo anche da queste parti. Speriamo. Grazie a tutti per averci seguito. Prossimo appuntamento sempre Effetto Serra, il talk show su social. Buona serata. Ciao. Buona serata a tutti. Ciao ragazzi. Ciao.